Andiamo! Trasloco finito. Certo, devo ancora sistemare molto, ma per il resto può andare. Certo, non affaticarti troppo. Sia mai che chiudere la porta possa farti stancare. Angela, è venerdì sera. La gente esce. Certo che le serate che facciamo noi, un turbine di adrenalina. Emma, io sto lavorando. Il fine settimana poi, follie, giornate vorticose, avventure. Non siamo i predatori dell'arca perduta? No? No! E si dà il caso che io stia traslocando e tu avresti dovuto aiutarmi, giusto? Giusto. Quindi non puoi pretendere che accadano mirabolanti avvenimenti, giusto? Giusto, sì, però un po' di... Un po' di che cosa? Ma che ne so, un dato anomalo. Il dato anomalo è che tu sei qua a farti la maschera per il viso con i cetrioli mentre avresti dovuto aiutarmi. Ma io voglio uscire. E vai, esci. Chi ti trattiene? Ti prendi, vedi, fai, prendi ed esci perché io sto lavorando. Sì, e dopo? Solite robe, non so, pub, discoteca. E con chi esco dopo i soliti? Che noia. Ah, esci con quel tuo collega che ti fa il filo. Oh, ti prego, che dopo magari usciamo, andiamo a bere una roba e dopo magari ci prova. Anzi, magari non ci prova nemmeno. Che noia. Senti, prendi il computer, ti vedi gli avvenimenti che ci sono stasera e te ne vai, perché io devo lavorare. E non macchiarmi il divano. C'è un concerto di Minghi? 40 euro, comprensivo di diritti di prevendita. Il cappio per impiccarsi è incluso. Serate latinoamericane. Pub. No, basta. Angela, magari andiamo al cinema. Va bene, andiamo al cinema. Tanto non mi fai lavorare. Andiamo al cinema. Vediamo. Appuntamenti in città. Angela, ma questa è via Brunelleschi? Sì, Interno 42. sì, E numero 15. direi di sì. Qui dice che a casa tua verrà un omicidio. Sì, sicuramente. No, stasera. Sì, è vero. Ma sì, ma c'è scritto qui. Sì. Venerdì 22 giugno. In via Brunelleschi, numero 42, interno 15, avverrà un omicidio a mezzanotte in punto. Va bene. Ma leggi!
Senti, Emma, io sto traslocando. Mi sono fermata perché tu volevi andare al cinema, quindi adesso ti togli quello schifo dalla faccia, alzi il tuo culo e andiamo. Leggi. Via Brunelleschi, numero 42, interno 15, venerdì 22 giugno, accadrà un omicidio a mezzanotte in punto. Boh, è uno scherzo, hai scritto tu sta roba. Ma io non ho scritto questo annuncio, mi credi pazza fino a questo punto? Sì. Ma te l'ho appena detto che non l'ho scritto io! Vabbè, sarà un errore, sarà una di quelle cene con omicidio e hanno sbagliato di scrivere. Non so. Ma no, cioè ci sarebbe dove telefonare, dove prenotare, no? C'è un errore, mancano i riferimenti, andiamo. Sì, ok, ma risulta il tuo indirizzo. Se è così, andiamo. Ah, io adesso non voglio più uscire. No. No, tu adesso ti alzi, perché se tu non ti alzi e non andiamo al cinema, l'omicidio accadrà prima, ma molto prima di mezzanotte. Sono pronta in 5 minuti. Grazie. Sì? Sono Maria Teresa Longaretti, Chi? per gli amici Terry. Buonasera, sono Maria Teresa Longaretti, per gli amici Terry, e qui chiamerà l'omicidio. Oh, come sono contenta, io sono un'appassionata di omicidi. Oh, ma non mi fraintenda, sa, intendo dire di gialli. Sai, io ho letto tutto di Conan Doyle, di Agatha Christie, una lussuosa residenza inglese. Lussuosa residenza. Una residenza. Un misterioso cadavere in biblioteca ucciso con un colpo alla testa da una mazza da golf o da croquet. Oh! E chi sarà poi l'assassino? Non bisogna farsi sfuggire ogni minimo indizio. Bisogna far lavorare le scene di grigie, come dice Poirot. Poirot, senti come ti si riempie la bocca al solo pronunciarlo. Hercule Poirot. Io sento dentro di me una parte di Hercule Poirot, ma anche di Sherlock Holmes, di Miss Marple e soprattutto la mia preferita, Jessica Fletcher. Oh, io mi sento davvero come la signora in giallo. Lei penserà forse che io sia pazza. Oh no, ne sono convinta. No. Che c'è? Il cadavere! Ma no, ma sono Emma! Emma! Oh, mi scusi, ma io l'ho vista con la faccia. Scusi, da quando i cadaveri camminano? No, sa, ci sono dei casi in cui l'assassino finge di essere la vittima. Per favore. Ma lasciala finire, era interessante. Interessante. Emma, vatti a lavare questa cosa dalla faccia perché giuro finisce male stasera. Scusi, cosa fa? Sferruzzo. Miss Marple, in delitto ai Caraibi, ha risolto tutto il misterioso omicidio seduta, sferruzzando. Sì, ma qua non c'è ancora nessun omicidio. Mi porto avanti col lavoro. Senta, Maria Teresa. Terry, preferisco. Appunto, Terry. Io e la mia amica Emma ci stavamo preparando per uscire, quindi se gentilmente vuole accomodarsi alla porta... Bussano. La porta, cara. Oh, buonasera. Buonasera. Oh, Buonasera, chi è? Cosa ne so? Comunque, prego, faccia con calma, sì, come fosse casa sua. No, scusate, è che sono molto imbarazzata per la situazione. Oh, se non fosse stata veramente sarebbe rimasta a casa sua. Angela! No, ha ragione. Ma vede, non sarei mai potuta rimanere a casa. Come la capisco? Pure io appena ho letto l'annuncio mi sono detta non posso perdere un omicidio in puro stile giallo. Omicidio? Bellissimo. Oh, no.
qui non ci sarà nessun omicidio. No! Ah no? Ma scusi, non è stata lei a mettere quell'annuncio? Io? No, E chi allora? lei lo sa. Lo suppongo. Ma non si può procedere con le supposizioni, mia cara. Bisogna raccogliere degli indizi e poi si devono Per trovare... favore, vada avanti. Credo si tratti del mio ex fidanzato. Oh mio Dio, lei lo ha lasciato e lui la vuole uccidere? A casa mia? Ma no. Lui ha lasciato me. Ma mi ama, sapete? Mi ama follemente. Ah, ho capito. Allora lui si vuole suicidare. A casa mia? Ma no. No, non si vuole suicidare qui. E cosa allora, scusi? Niente, quell'annuncio non c'entra niente. Credo soltanto che sia un messaggio in codice per rincontrarmi. A casa mia? Sì, Giovanni è un tipo molto orgoglioso e non me l'avrebbe mai detto direttamente. Interessante. Interessante? Sì, molto interessante. Da questo lei deduce che l'autore di quell'annuncio sia proprio... Giovanni, sì, lo so che sembra assurdo. No, perché? Per capire, dovreste conoscere la nostra storia. Dovreste conoscere me, la mia vita. Ve la racconto! Anche no, grazie. Beh, dai, una volta che siamo qui. È importante conoscere il profilo psicologico di tutte le persone coinvolte in un giallo. Prego. Sì, allora io sono amata, fortunata, molto. Guardandomi intorno mi sento in colpa per tutto l'amore che la vita mi ha dato. Ma sapete, ha ragione il mio analista. La devo smettere di sentirmi inadeguata all'amore. Semmai riconoscente. Ma vedete, lo sono sempre stata riconoscente. È un fatto di educazione, te lo insegna la famiglia. Oh, mi rivedo da bambina seduta nell'angolo del sedile posteriore, la strada tutta curve. Oh, la fronte fredda, madida di sudore, ed io che non osavo stare male, perché a mio padre dava sui nervi che stessi male. È naturale, no? Quando ami qualcuno, non tolleri che stia male. Poi, crescendo, capisci, apprezzi e sei riconoscente. Io non sono mai stata quel tipo di donna che ha cercato l'amore, che ha cercato un uomo. No! Mai! L'amore non si cerca! No, ho fatto le mie scelte. Certo, ho pensato sempre alla mia realizzazione come donna, come persona innanzitutto. E come potrebbe essere altrimenti? Non è che siamo nell'Ottocento che se non ti sposi sei zitella. E forse per questo che nella mia vita l'amore è arrivato in modo naturale. Ho avuto le mie esperienze, certo. Poi sapete, il tempo passa. E a 30 anni, a 30 anni, ho incontrato Giovanni. Giovanni mi ama in un modo. Giovanni per me farebbe. Giovanni per me. Giovanni per me si cava un occhio, prende una pietra e lo pesta quell'occhio. Lo pesta per me. E allora ha detto che ha bisogno di una pausa. Sì, ha detto che mi ama talmente tanto che non sa se riesce a starmi vicino. E io mi sento in colpa. Ma ha ragione il mio analista. La devo smettere di sentirmi inadeguata all'amore. Vi siete lasciati da poco? Sì, da 6 anni. 6 anni? Sì, 6 anni. E in questi 6 anni l'ho cercato. Sempre l'ho aspettato. Fuori dall'ufficio, anche sotto casa. Ma lui è arrivato al punto di barricarsi dentro. Quando mi vede per strada, si stravolge e mi sa scappa via. Non ce la fa a guardarmi. È un tenerone. Allora
Ho iniziato a telefonargli, ma lui non rispondeva, rifiutava le mie chiamate, fino a quando, evidentemente sconvolto dalla passione che prova per me, mi ha risposto e mi ha detto: se io ricevo ancora un solo tuo cenno di vita, io ti ammazzo! Amore e morte mi adora troppo. Da questo lei deduce che l'autore di quell'annuncio sia Giovanni, che è interessante, vero? Interessante? Interessante un cazzo! Oh, la prego, non sia scurrile. Lei è aggressiva, lo sa? Oh, io sarò anche aggressiva, ma questa è una maniaca pazza, ossessiva, paranoica! Ma come si permette? Io non salterei a certe conclusioni con tanta facilità. Io non sono paranoica e tantomeno pazza. Quell'intenzione della schifo Giovanni, perché mi ama, lo capisci? Mi ama! Sì, l'ama! Ma che cos'è? Un orgasmo? Vieni per me! Dov'è che va? L'iperventilazione! Va in iperventilazione? Lo spray! Comunque, per il momento non possiamo escludere nulla. Dobbiamo aspettare e attenerci ai fatti. Sì. Appunto, i fatti sono che questa, fino a prova contraria, è casa mia. Quindi, se deve accadere qualcosa, la farete accadere fuori da qua, sulle scale, sul pianerottolo, in strada, non mi interessa, ma fuori da qua. Quindi, se ora volete accomodarvi, prego. Condoglianze. Coraggio! Grazie. Su, le siamo tutte molto vicine. Si pensa sempre di essere preparati. Sì. Poi arriva il momento. Sì, che ci si rende conto che il peggio è dopo. E su, la vita, si sa, oggi a lei e domani a lei. No, ma perché mica a me, scusi? No, ma sai, io dico genericamente. Allora, se dite genericamente, indichi genericamente. Siamo tutte sotto lo stesso cielo, su. Infatti. Oh, non si sa mai che cosa ci riserva il domani. La vita. Oggi c'era, domani non c'è più. Su, bisogna rassegnarsi, cara. Se ne faccia una ragione. A tutto c'è rimedio, Sì. purché alla morte. Vabbè, ma allora lo fa apposta però. Così non lasciamo vive, per favore. Le vado a prendere qualcosa da bere? Sì. Su, dai, si siede intanto. Su. Scusi, signorina, non è che avrebbe qualcosa da bere per la poveretta? Sul portarello andante, però mi sembra un po' sconvolta. Grazie. Ha fatto bene a sfogarsi. Il mio analista dice sempre che bisogna tirare fuori tutto, senza reprimersi. Ecco, beva questo, vedrà che si sentirà subito meglio. Ma mi scusi lei, volevo solo chiedere al signore se fosse una parente. Di chi? Del morto. Quale morto? Quello che verrà ucciso. Verrà ucciso un morto? Ma no! Prima sarà vivo? Sì, ma la vittima, il morto. Il mio fidanzato. Ex fidanzato. È andato ormai da 6 anni. Povera figlia. Ma lui mi ama, sa? Io lo sento. Le persone care anche se in cielo ci stanno sempre vicino. Ma chi ha capito questo? Ma non è morto. Non è morto. Ma no! Allora chi è morto? Semmai l'assassino. Ma è morto l'assassino. Oh, ma no! Oh, sentite, io sto per diventare pazza. Qua non c'è nessun assassino, nessun morto e nessun ex fidanzato. C'è solo un manipolo di pazze. Ma scusi, io che c'entro?
Oh, dato che lei è l'ultima arrivata di questa colorita comitiva, mi può spiegare che minchia ci fa a casa mia in ora di condoglianze? Che torpiloquio! Ha ragione, scusi. Mi chiamo Edna Longoni, e sono venuta qui perché ho letto quell'annuncio su internet e speravo di poter condividere la mia condizione con qualcun altro. Lei è stata vittima di un omicidio? Santo cielo, no! Ah, no. Ah, allora lei ha commesso un omicidio? Ma no, perché avrei dovuto commettere un omicidio? Ma scusi, Oh, lei ha ricominciamo? Con calma, con calma. Quando io dico la mia condizione, intendo dire la mia condizione di lutto esistenziale. Lutto esistenziale? Esattamente. Ma mi scusi, allora lei non è qui per l'annuncio dell'omicidio? Ma no, non penserete mica che abbia preso la lettera con l'annuncio. Ah no? No, quale assassino pubblicherebbe luogo e ora del delitto? È assurdo. No, non è affatto assurdo. È proprio come il delitto avrà luogo, in cui l'assassino preannuncia tutto. Per favore. Ma proprio tutto! Olli, mi Per scherzo! favore. È stato eccezionale. Beh, allora scusi, secondo lei come andrebbe inteso quell'annuncio? Ecco, io ho pensato che un'anima tormentata come me volesse comunicare ad altre anime affini la propria condizione di sofferenza interiore. Oh, ma lei è depressa? Si potrebbe comunemente chiamare depressione. Ma vede, cara, è di più, molto di più. Ma mi dica, la terapia l'ha aiutata? Perché il mio analista dice che io devo essere riconoscente. Ma mi guardi, dico mi guardi e mi dica se non le sembra una persona riconoscente. Mi guardi e me lo dica, mi guardi e me lo dica! Sì, certo che lo è. Ma vede, dopo anni di analisi, psicofarmaci e neurologi, ho capito che lo sforzo più umano per me era quello di apparire viva. Allora mi sono messa a lutto, vedova di me stessa. Sono pienamente morta ed è meraviglioso perché sono rinata. Ho risolto ogni conflitto con la figura paterna e materna. È svanita l'ansia. Ho normalizzato ogni aspetto della mia vita affettiva. Io dormo, vivo, amo, il tutto a lutto. Ma è una filosofia in bilico tra esistenzialismo e dark. Per carità, è come paragonare Schopenhauer e Kierkegaard, Melusi e Crepè. Io nel mio lutto esistenziale rifiorisco. Ma sai una cosa? Io la capisco. È tutto talmente visto e rivisto, noioso. Meglio un lutto avventuroso che una vitalità trita e ritrita. Lutto avventuroso. Penso sia una delle componenti fondamentali della mentalità di un assassino. Beh, anche lei è qui nella speranza che avvenga un lutto avventuroso. È un'assassina? Io sono qui, mia cara, per ricomporre i pezzi di un puzzle. Ah, gentilmente, signorina, potrebbe continuare lei a alternarli ogni 4? Oh, ma certo. Io sono qui per scoprire il mistero e svelare la verità. La verità è che la vita si è involgarita da morire. Manca davvero di amore, di passione. Ah, questo è vero. Per una donna poi, per una donna è ancora più difficile. Una donna ha bisogno di sentirsi amata, appagata, e quando questo non succede, non è il mio caso ovviamente, Ovviamente. si ritrova sola come un uomo, nevrotica come un uomo. Può darsi, perdonatemi, potrò risultarvi anacronistica, ma una donna non è una donna senza un uomo accanto. Sto per vomitare. Ha bevuto troppo, cara. No, ho sentito troppe cazzate. Oh, lei è semplicemente scurrile! E lei è un'offesa vivente ad anni di emancipazione femminile. Sul fatto che le donne si siano emancipate ho i miei seri dubbi. Sognano tutte il matrimonio, l'abito bianco, le foto. Di essere ingravidate come giumente. Esattamente. No, signore. Mi dica lei, dico a lei. È forse sposata? No, Ah, allora è fidanzata? no. Ah, single! Sì, lo sapevo.
Beh, c'è qualcosa di male a essere single? Oh no, per carità, questa è la società dei single, tutti soli, frantumati, atomizzati. Beh, effettivamente se ognuna di noi fosse fra le braccia di un amante passionale, non saremmo di certo qui riunite per un omicidio annunciato su internet. Io non mi perderei un omicidio per niente al mondo! Anche lei è single. Ah, mi frequento con un ragazzo, ma niente di serio. Ho capito, è single. E lei pure. Anch'io. Io no. Io non risulto ancora legalmente sposata. Mio marito mi ha lasciato qualche anno fa per una 19enne ucraina conosciuta in una chat. Sì, ho capito, ma non ha un uomo. Si sbaglia. Ho tutti quelli che voglio. Non so che effetto faccia, ma da quando sono a lutto copulo come una cerbiatta. Oh. Come una cerbiatta. Il mistero si infittisce. Mi domando se il nostro incontro sia casuale oppure ben congegnato ad arte. Beh, chiunque poteva leggere quell'annuncio e presentarsi qui. Sì, ma se l'assassino ha imbastito questo diabolico piano, un motivo ci deve essere. Non penserà mica che avverrà un omicidio. Perché non dovrebbe, scusi? Io sono qui per incontrare Giovanni. E chi è? È il suo ex fidanzato. È convinta che quell'annuncio sia un messaggio in codice per ritrovarla. E lei? Oh, io sono convinta che dovrebbero riaprire i manicomi. No, intendevo perché lei è qui. È casa mia! Mia! E io sono una sua amica. Ci stavamo preparando per uscire, ma poi siete piombate qui. Curioso. Davvero curioso. Non ho la minima idea di chi possa aver architettato sta roba. Questo lo afferma lei. Cosa intende insinuare, scusi? Niente, dico solo che a questo punto ognuna di noi ha raccontato la sua verità. Ma dovremmo forse chiederci qual è la verità. Il misterioso annuncio diceva mezzanotte, no? Sì, giusto. Non ci resta che aspettare allora. Ah sì, il nostro assassino ci darà forse qualche altro indizio. Al diavolo! Buonasera. Buonasera. Scusi, lei è? Giovanni Presti. Giovanni! Non è il mio fidanzato? Sì, ma si chiama Giovanni? Sì, ma non è che tutti quelli che si chiamano Giovanni sono i miei fidanzati. Le piacerebbe, Piacere, signor Prester. A cosa devo l'onore della sua vista? Angela. Sono un investigatore privato. Ho letto quell'annuncio. E ha sentito l'irrefrenabile impulso di aggiungersi a questa bella comitiva. Esattamente. Prego, si accomodi. Grazie. Giovanni. 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 Maria Teresa Longaretti. Dunque, lei sarebbe un investigatore privato. No, perché io non ho mai sentito il suo nome. Sa, io sono un'esperta di criminologia. Ah sì? Sì, e mi baso sulle tecniche investigative di famosi detective, quali Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Miss Marple e soprattutto Jessica Fletcher. Vede, signorina, quelli non sono investigatori reali, sono personaggi romanzeschi. Ah, personaggi romanzeschi. Sì. Lo so benissimo che si tratta di personaggi romanzeschi, ma non per questo i loro metodi sono meno validi o discutibili. Lei non mi tocchi! Io sono una donna felicemente impegnata! L'ho vista, sa! Lei ha lo sguardo da maniaco! Io? Sì. Ma se lei che mi guarda in un modo... Ma cosa fa? Ma cosa fa? Non porti la mano!
pazza! Oh no, molto di più. Si calmi! Si calmi! Adesso è in salvo! Il salvo! Arrivi a chiedere E adesso che ha? Ma niente, per iperventilazioni. Di nuovo no, dai. Sì. Ecco. Scusate. Mamma mia. Scusate, capisco che potete tranquillamente negarmi la vostra attenzione, ma posso farvi qualche domanda? Mi dispiace, signor Bretzel. Prester. Non penso ci sia tempo per fare delle domande adesso. Manca meno di un minuto a mezzanotte! È vero! Già! Ha ragione! Se ci sarà qualcosa su cui investigare, lo scopriremo presto. Il nostro assassino ha scritto a mezzanotte in punto. E mezzanotte in punto è... Adesso! Chi ha spento la luce? Mi levi le mani di dosso! Che tocca, che tocca! Restate fermi, nessuno si muove dal proprio posto! Hai ragione, fermi! Che scherzo stupido. State zitte, zitte! Mi splaus, signor Puciui. Prester. No credi che vedi tim cum par fa domandis? Al massa manco di un minuto a mesa io! Je vero? Possibile? Onovo! Se varin anche cu indagalus cu viazarin bunora, al nostro assassino da scritto, a mia signor spaccata. E mia signor spaccata, Cubo! Chi ha spento la luce? Mi levi le mani di dosso! Che tocca, che tocca! Restate fermi, nessuno si muove dal proprio posto! Ha ragione, fermi! Che scherzo stupido! State zitte, zitte! Oh mio Dio! È morto! È morto! Chi è morto? Chi è morto? È morto! Oh mio Dio! È morto! È morto! Mi volete dire che è morto? Oh no! No! No, no, no! Oh no, 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 no! No, 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 no! Cazzo, si calmi! Ma lei la smette di essere così volgare anche in questi momenti! Un uomo è stato ucciso, lo capisce? Un uomo! Uno! Cioè, voglio dire, finalmente arriva un uomo e voi cosa fate? Lo uccidete! Ma allora siete proprio delle stronze! E vaffanculo, porca puttana! Oh, stronza chi? Guarda che guarda! Lei non l'ha ucciso, io neanche non l'ho ucciso, va bene? Neanch'io, chiaro? E nemmeno io. E nemmeno io! Beh, uno di voi è stato perché io non l'ho ucciso! Ah no? Guardi che abbiamo visto che reazione ha avuto, Lui l'ha rifiutata e lei l'ha ucciso! No! Sentite, qua a quanto pare nessuno conosceva quell'uomo. E chi può dirlo? Parole, 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 vuote, inutili parole. Signore, quest'uomo è morto. Una fra noi mente. Sì,
Qualcuna di noi conosceva benissimo quell'uomo, tanto da ucciderlo. E chi? Perché? Chi ha acceso la luce? Io. Perché mi guardate così? Perché chi ha spento la luce è l'assassina. Io non ho spento la luce, l'ho accesa. Perché ha acceso la luce? Beh, mi è venuto normale. C'era buio, allora io mi sono alzata, sono andata verso la luce e l'ho accesa, dato che è casa mia. Appunto, è casa sua. Per lei potrebbe essere stato altrettanto facile spegnere la luce senza dare troppo nell'occhio. Sì, ma perché avrei dovuto spegnere la luce? Per estrarre la pistola che teneva nascosta. E perché avrei dovuto tenere nascosta una pistola? Per uccidere quell'uomo. Ma perché avrei dovuto uccidere quell'uomo? Perché lo chiedo a me, lo chiedo a lei. Beh, in effetti il fatto che Angela abbia acceso la luce non vuol dire proprio niente, anche perché c'è un altro interruttore lì. Già, anche lei, se non sbaglio, conosce la casa alla perfezione. Io? Sì, lei. Lei ha invitato quest'uomo a casa della sua amica e poi lo ha ucciso. Ferma! Non tocchi quel cadavere! Ogni indizio potrebbe essere un dettaglio importantissimo. Lei potrebbe aver ucciso quell'uomo. Tutti noi abbiamo visto che reazione ha avuto quando il signor Prester è entrato e si è presentato come un investigatore. Lei è una fanatica. Temeva di non poter essere più lei a investigare e lo ha ucciso. Ridicolo, assolutamente ridicolo. No, non lo ha fatto. Potrebbe essere stata lei a inscenare tutto questo. Senta, se qui c'è qualcuno vestito a lutto, quella è lei. Adesso si levi per favore e mi faccia esaminare minuziosamente la scena del crimine. Who are you? Ma scusi, che cosa fa? La sigla di CSI. Facciamo i passetti con me, così viene meglio, eh? Who are you? Scusate, io credo che dobbiamo chiamare la polizia. La polizia! Ma come? La polizia? Cosa me ne faccio di un cadavere in salotto? Sì, e cosa diciamo alla polizia? La verità. La verità? Che uno sconosciuto si è presentato a casa sua e poi è stato ucciso. Oh, finiremo tutte in galera! No, diremo che non è morto, ma che è gravissimo. Ma si sa che quando si dice gravissimo vuol dire morto? È vero? E allora diciamo che è grave. Ma capiranno che non vogliamo allarmarli con gravissimo. Sì, brava. Allora sai cosa diremo? Diremo che non sta bene. Ma le pare possibile? Quando uno non sta bene, non si chiama la polizia, si chiama il medico! Ha ragione. E allora diciamo che non sta benissimo. Ma se una persona non sta bene, che sia grave o gravissima, non si chiama la polizia, ma l'ambulanza, semmai. Ha ragione. Scusate, qua non è tanto il non sta bene o non sta benissimo, quanto il fatto che sia uno sconosciuto. Beh, non mi pare proprio uno sconosciuto. Si è presentato prima di morire. Sì, è vero. E quindi è un conosciuto, cioè un conoscente. E allora possiamo dire che un conoscente non sta benissimo. Ma quando un conoscente non sta benissimo si porta in ospedale, siamo tutti a capo di noi! E allora cosa diciamo? Ci sono, diciamo così, un nostro conoscente sta benissimo, giusto? Allora è deciso, chiamiamolo. Mi scusi, telefono io. Sono la più competente in materia. È casa mia, ma va bene. Pronto? Polizia? Buonasera, sono Maria Teresa Longaretti. Sì, per gli amici Terry. E senta, io sono qui con un gruppo di amiche. E volevamo informarvi che è venuto a trovarci un nostro
conoscente, sì, che sta benissimo, ottimamente in gran forma, sì, anche a lei, buonasera, saluti famiglia. Oh, ben fatto! Bene, brava, a posto. Se vogliono capire, capiranno. Sono perfettamente d'accordo. Sì, ma adesso che facciamo? Adesso bisogna capire chi di noi ha ucciso il signor Prester. Direi che prima dobbiamo scoprire chi era il signor Prostamol. Sì. Che intende dire? Intendo dire che dobbiamo scoprire qualcosa di più sulla vittima, dato che non sappiamo nulla dell'assassina. Tranne il fatto che è una di noi. E che cosa intende fare? Intendo perquisire il cadavere. Ah, per favore, mi dia una mano. Grazie. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Sì, ecco qui, voilà. Ma che cos'è? Un portafoglio. Mi faccia vedere. Niente impronte. È vuoto? Come vuoto? Controlli bene, Se è controlli. vuoto, è vuoto, chiaro? Vediamo un po'. È un biglietto da visita. Solo un biglietto da visita? Che strano. E c'è un numero di telefono? No, aspetta. Giovanni Prester, investigatore privato. Ah sì, poi c'è anche il numero. Io provo a chiamare questo numero. Sì, dopotutto non ha il telefono addosso. No, quindi infatti. fa il suo. Sì, proviamo, magari risponde qualcuno. E mentre voi telefonate, io mi accingo ad effettuare l'autopsia sul corpo. Cosa? Beh, è naturale, bisognerà pur farla. Per fortuna, ragazzi, porto sempre con me il kit completo per una bella autopsia. No, scusi, lei vorrebbe farla qui? Se vuole, possiamo anche andare in cucina, ma mi fa così scannamento di capretto, un po' cattivo gusto. È spento. Posso? No. Spento. Vado! No! Qualcuno la farmi, vi prego, sto per svenire! Lei provi solo ad avvicinare quel bisturi a questo cadavere. Io urlerò talmente forte, ma talmente forte, che non solo arriverà la polizia, ma anche i carabinieri, la guardia di finanza, i pompieri, non lo so, e i NAS! No, adesso mi dica perché va in iperventilazione. Perché mi sono immaginata questo stuolo di uomini rompere in questo appartamento. E dato che non mi avete permesso di compiere una regolare autopsia sul corpo della vittima, mi spiegate come facciamo a scoprire chi ha ucciso il signor Presnitz? Senta Terry, lei prima ha detto che chi ha spento la luce è l'assassina. È una deduzione logica. Le cellule grigie, mademoiselle. Soltanto l'assassina aveva l'interesse a restare al buio il tempo necessario per uccidere. Sì, su questo siamo tutte d'accordo, no? Sì, d'accordo. Sì, anche se non ho spento io la luce. E allora chi è stato? Appunto, dobbiamo scoprirlo. Perché chi è stato a spegnere la luce? È la stessa persona che ha messo l'annuncio su internet, che ha tirato qui quell'uomo. E che poi lo ha ucciso. Rendendoci tutte complici di un omicidio. Oh, io non sono complice di nessun omicidio. Allora è finché non scopriremo la verità. La verità? Ma come facciamo a scoprire la verità? Bisogna capire chi di noi ha prima premuto l'interruttore e poi il grilletto. Stavo giusto pensando a questo. Secondo me un modo c'è. Quale? Ricostruire con estrema precisione ogni movimento che ognuno di noi ha compiuto in questa stanza. Ridicolo, assolutamente ridicolo. Ma scusi Terry, allora se noi ci Qui ci mettiamo troviamo dove... di fronte a un omicidio studiato nei più minimi dettagli. L'assassino ha previsto ogni mossa. E allora come facciamo? Per scoprire chi ha spento la luce e poi agito, esiste un solo metodo. Quale? Ricostruire con estrema precisione tutti i movimenti che ognuna di noi ha compiuto in questa stanza. Ma è la stessa cosa che ho detto io! Signorina, lei è tanto una brava ragazza, ma ogni tanto ha queste manie da protagonista che veramente... Siete d'accordo? È un'idea. giusto, facciamola! Sì, io sono d'accordo.
Allora, io ero qui. Qua. Sì, però forse dovremmo cominciare da un certo punto. Giusto, giusto. E da dove cominciamo? Cominciamo Che sia più chiaro, no? dal principio. Ok, dal principio. Sì, dai. Sì, Quindi, come dicevo prima, io ero qui che stavo aspettando. Ma no, c'era qualcos'altro. Questo sgabello non c'era. C'era Allora, qualcos'altro. dal principio io sono entrata e buonasera, sono Maria Teresa Longaretti per gli amici Terry. Qui che verrà l'omicidio. Lei è pazza! No, questo lei me l'ha detto dopo, quando mi sono seduta a sferzare. Sì, è vero, Angela, guarda che gliel'hai detto dopo. Ma no, gliel'ho detto prima! Ma lei neanche Infatti, scusi, lei come faceva a saperlo? Senta, io... Oh, insomma, non possiamo partirci da Adamo ed Eva. Anche perché, scusate, ma Adamo non ce l'abbiamo più. La pazza ha ragione. Ha ragione, dobbiamo concentrarci nel momento in cui è andata via la luce. Va bene, allora come eravamo disposti nella stanza poco prima del buio? Ripeto, Cos'è successo? cosa è successo? Prima del buio. Allora, aspettate, io ricordo che dissi qualcosa, ma rimasi poi ferma qui. Io ero seduta qui. E io sono rimasta sempre qua. Io ero esattamente qui. E la signorina? Sì, io invece ero seduta qui e il signor Prete era lì. Sì, ricordo benissimo, eravamo proprio messe così. Sì, è vero, me lo sì, ricordo. Sì. Allora lei, signorina, comincia ad urlare. Mi lasci! E noi andiamo a salvarla. Sì, infatti la prendiamo e la portiamo qui. E io non mi sono mossa da qua. Sì, però aspettate un attimo. Lei non era a terra? Sì. Ma poi si è alzata. Ma poi era a terra. Ma poi si è alzata. Sì, ma scusate, avevamo detto che era a terra. Ma poi... Poi mi sono alzata a un certo punto. Sì, ma a quel punto? Appunto, a questo punto del punto cosa è successo? Il signor Prester disse qualcosa? Io lo interruppi. Mancavano pochi minuti all'ora dell'omicidio. Ma non era qui con noi? No. Si è spostata al centro. Avanti. Giusto. E questo significa che io non potevo spegnere la luce. Il cerchio si stringe. Chi è stato? Qualcuno di noi deve pure aver avvertito qualcosa. Ma a volte occorre un po' di più tempo per capire quello che si è percepito. E dopo cosa è successo? Dopo lo sparo. Dopo lo sparo io mi sono messa a urlare e sono corsa qua. Sì, io invece mi sono nascosta subito qui dietro. E io sono andata qui. Bene, allora al mio 3, lei e Angela spegnerà la luce. Siete pronte? Al buio! È pericoloso! L'assassina potrebbe uccidere. Signore, per favore, calmatevi. Non saremo al buio. Dovrei avere una torcia. Sì, anzi, ne ho 2. Quella di riserva la vuole qualcuno? La dia a me. Prego. Ma anch'io ho delle torce. Oh, ma sì, anche io ho una torcia. No, che forza. Questa per stasera. Oh, allora? Sì, sapete, è una torcia multiuso. Dopo mi dice dove l'ha comprata. Dai, andiamo avanti. Su, Ok. al mio 3. No, io ho paura. Pronte? Oh, dai, coraggio, dobbiamo essere estremamente attente e concentrate. Al mio 3. 1, 2, 3. Ok, adesso? E allora, come dicevo, sì, io mi ricordo che ho detto qualcosa, ma poi rimasi ferma qui. Dobbiamo ricordarci soprattutto chi avevate accanto. Se saremo brave, un piccolo tassello non tornerà al suo posto. Sì. E io ero accanto a lei. Oh sì, me lo ricordo bene, mi stringeva il braccio. Io vi dicevo di stare calme ed ero esattamente qui davanti. Io poi mi sono mossa. E sono corsa su questa sedia. Ok, punto primo perché ti sei mossa. Punto secondo perché sei salita coi piedi sulla mia sedia. Oh, beh, perché avevo paura, mi è venuto naturale. Quale sedia? Questa! Poi, un istante dopo, c'è stato lo sparo. Oh, sì, e dopo lo sparo, 2 mani mi toccavano. Dopo lo sparo. Ne è sicura? Sì, dopo lo sparo. Dopo lo sparo io mi sono messa a urlare e sono venuta qui. Ah sì, era dopo. Infatti io mi sono messa subito qui dietro. E io mi sono messa qua. Qua? Sì. E a quel punto? Cosa è successo?
A quel punto Prester era morto. E quindi io mi sono alzata, mi sono mossa verso l'interruttore e ho riacceso la luce. Qualcosa non deve essere andata così. Ma sì, c'è qualche dettaglio mancante, qualcosa di diverso, un po' come nei giochi dell'enigmistica. La verità continua a sfuggirci. 2 riquadri. Uno racchiude ciò che vuole farci credere la vittima. L'altro, quello che è successo realmente. Sì, ma qual è il dettaglio mancante? Infatti, aspettate un attimo. L'unica persona che era vicino a Prester al momento dello sparo era lei, Terry! È vero? Sì, quando ha guardato l'orologio, lei era accanto a Prester. Assurdo. No, ma se lei ha sparato, chi avrebbe spento la luce? Potrebbe avere un complice che l'ha spenta per lei. Sentite, io non conosco quell'uomo. Non ho sparato, non ho spento la luce, non ha nessun complice, capito? Questa vicenda sembra priva di significato. Apparentemente. A volte, per percepire il significato di una cosa, forse magari, sapete, la si vede nel lato sbagliato. Ho capito. Cherchez la femme! Come? Cosa? Cherchez la femme! È francese, cara. Cherchez la femme! Cercate la donna, c'entra sempre la donna, e qui la donna, e anche l'assassina! Quindi, cherchez la femme! Una donna travolta dai più inattesi, sconvolgenti abissi naturali della propria vita, tanto da uccidere. Come ha detto, scusi? Tanto da uccidere. No, prima. Una donna travolta dai più sconvolgenti, inattesi, inaspettati, sconvolgenti abissi della propria natura, tanto da uccidere. Ho capito! Ascoltatemi, ho capito! Hai capito cosa? Ho capito, ascoltatemi, ho capito! Ma cosa, capito? Oh no, ho capito! Capito che aspetto la luce? No, ma no, ho capito! E che minchia ha capito? Ho capito! Il movente! Signore, quell'uomo è stato vittima di omofobia! Cosa? Sì, omofobia è naturale, tutte le donne lo sanno. Quando in una serata c'è un uomo è solo ed è pure decente, o è frocio o è impotente, matematico. Ma cosa sta dicendo? Cosa sto dicendo? L'avete voluta l'emancipazione femminile? A questo ci siamo ridotte. Come vorrei tornare all'epoca dei matrimoni combinati. Preventivamente. Grazie. Allora, com'era? Un dritto e 2 rovesci, sì. Un dritto e 2 rovesci, sì. Un dritto e 2 rovesci. Scusi, che cosa sta facendo adesso? Sto pensando. Un dritto e 2 rovesci, sì. Un dritto e 2 rovesci. No. E provi 2 dritti e un rovescio. No, le ho detto un dritto e 2 rovesci. Scusi, per favore, potrebbe continuare lei? Però vada avanti con lo stesso ritmo, che altrimenti impazzisce come la maionese e poi è una tragedia. Allora, un dritto e 2 rovesci, un dritto e 2 rovesci. No, era così. Non lo so fare. Era un dritto e 2 rovesci, no. Le dia il tempo di imparare. Ma cosa avete capito? Mi riferisco al delitto, qui va tutta la rovescia, l'unica cosa certa è questo cadavere qui. No. Il mio divano! Guardate come mi sta riducendo il divano! Potete togliere questo cadavere! Su, qualcuno faccia qualcosa! E va bene, ho capito, ci penso io. Lei intanto si levi. Ok, bene. E lei la smetta di mangiare. Lo prenda per le braccia. Ho detto la smetta di mangiare e lo prenda per le braccia. Subito! Per le braccia e per le gambe. Lei avanti, lo prenda per le gambe. Per le gambe, ho detto. Lo prenda per le gambe. Su, forza, per le braccia e per le gambe. Avanti. Per le braccia e per le gambe. Su, forza. Dai! Per le braccia e per le gambe. Oh, brave. Oh, brave per le braccia e per le gambe. Bravissime. Così.
così, ok. E adesso siete pronte? Giratelo. Oh sì, giratelo. Sentite mostriciate nel corpo, i piedi come le radici di un albero e le braccia come la chioma. E adesso attenzione. Adesso attento e tiri e spenga, e ora rinculi e poi tiri e spenga. Cos'è? Oh, ma almeno se non viene a darci una mano, stia zitta! Dove lo mettiamo? Sul letto! Metteteci un telo sopra, qualcosa, vi prego! Che disastro! Sì, una sporca faccenda. Infatti, guarda come mi ha ridotto il divano! Che cosa facciamo adesso? Direi che dobbiamo scoprire chi ha ucciso il signor Prison Colinese Manciuso. Prester! Si chiamava Prester. Scusate, ma non può essersi suicidato? Certamente. Potrebbe essere un mitomane che ha messo l'annuncio su internet. È venuto qui per fare le cose in modo teatrale. E ha scelto un indirizzo a caso. È arrivato e si è ammazzato. Sì. Anche se non c'è traccia di polvere da sparo. Come, scusi? Ho detto che non c'è traccia di polvere da sparo. E come sarebbe a dire? Pare a dire, signorina, che pare non sia stato esploso nessun colpo. Ma il colpo di pistola c'è stato! Lo abbiamo sentito tutti! Potrei anche sbagliarmi, ma è molto strano. Tutta questa faccenda effettivamente sembra molto strana. Certo, l'ipotesi del suicidio è plausibile. Ma come dice Poirot, troppe coincidenze, mia cara, troppe. E che cosa vogliono dire? Vogliono dire che stiamo per svelare l'indizio finale, il fil rouge che unisce la vittima a una di noi. E qual è? A questo punto della serata abbiamo parecchi indizi su cui possiamo ragionare. E quali sono? Primo, l'omicidio è stato preannunciato. La vittima sapeva che qui avrebbe incontrato il suo assassino. Infatti si è presentato solo con un biglietto da visita. Perché? Secondo, L'assassina ha spento la luce, si è avvicinata alla vittima e ha sparato! terzo, Ma si è appena detto che non c'è traccia di polvere da sparo. ma poi anche quelle bruciature sulla camicia mi sembrano così strane. Tutti questi fatti buttati a caso lì sembrano non voler dir nulla. Ma tutti questi fatti, posti nella giusta sequenza, ci sveleranno l'identità dell'assassino. E chi è? Lei lo sa? Potrebbe essere la nostra deliziosa padrona di casa. Tan tan tan. Oppure potrebbe essere lei, Emma. Tan tan tan. Potrebbe essere la signorina. Tan tan tan. O potrei essere io. Tan tan tan. Oppure potrebbe essere lei, Edna. Edna. Edna? Edna. Ma che cos'ha? Che ho visto? Non sia timida, parli. Ah, non riesce a dirlo. E lo mimi allora. Tre parole. Sì. Ok.
La prima. Ci siamo. Ma che fa? Sfila? Oh sì, ho capito, Milano moda estate. Quest'anno giallo va fortissimo. No, ricominci. Da capo. La seconda, sì. Ok. La cavalcata delle Valchirie. Oh sì, la cavalcata delle Valchirie morte. Ma che film di merda è? Dai, ricomincia! Dai, la prima. Sì. Era... Buon sì, Sì. Poi la seconda. Ci sono! Cavalca il morto. Cosa? Cosa ho sentito? Volete dirmi che Edna è di là, sul mio letto, che sta avendo rapporti sessuali col morto? Lei è una depravata, schifosa, vergognosa. Quell'uomo allora era suo marito. Io lo sapevo. Lui l'ha lasciata, lei lo ha chiamato qui, poi l'ha ucciso, poi non contento. Sì, ha ragione. Quell'uomo è mio marito. Ma si sbaglia su un piccolo particolare, però. Salve. 31,47! Cosa? 31,47! Morto che parla! Devo assolutamente giocarmeli domani mattina! Ma quindi lei non è morto? Ma che morto? Io sono vivissimo. Ma perché tutta quella messa in scena, scusate? Sentite, voi non siete sposate. Dopo anni di matrimonio cala il desiderio, si sa. E a mio marito questa cosa dell'omicidio, la vittima, il mistero, mi piace. Si eccita così. Non che la cosa mi diverte, ma che ci posso fare? Tra il lavoro, la casa, i problemi, i figli, la vita è diventata carissima. E oggigiorno una donna, se non ci mette un pizzico di impegno, di fantasia, allora sì che arriva l'Ucraina e te lo porta via. Dai, Nino, andiamo. È tardi e stasera sono veramente sfranta. Spero non abbiamo disturbato troppo. Grazie, siete state magnifiche. Angela, dimenticavo. E mi faccio sapere il conto della lavanderia. Comunque stia tranquilla, è sangue finto. Le lascio il mio biglietto da visita. Vediamo se lo trovo. Ecco, dove vuole che glielo appoggio? Qua, qui. Qui, ecco. E grazie. Grazie a tutte. Buonasera. Grazie. Come stasera, mai. Arrivederci. Io non ho parole. Io l'avevo detto che non c'era traccia di polvere da sparo, Sì, aveva anche detto che era morto. Ma io sono una detective, mica un medico legale. Ah, io non posso proprio crederci. Comunque, meglio per lui se poi era vivo, Che sei un bel cadavere, ci voleva per divertirci un po', ma insomma è stata una bella serata comunque, Ah, Emma, le lascio il mio biglietto da visita. Magari una volta ci vediamo, facciamo 4 chiacchiere, ricordiamo questa serata, sì, che bello. Oh, io non posso proprio crederci. Ma come si fa a giocare così con i sentimenti delle persone? È semplicemente inaudito. Io pensavo che fosse il mio Giovanni. E invece no, un altro che mi ha sedotto e poi mi ha abbandonato. Ed era pure sposato. Credo sia arrivato il momento di tornare a casa. Ah, aspetti, così scendiamo assieme. Sì, prendo le mie cose. Angela, ho dato il mio numero a Emma, così magari ci sentiamo, facciamo 4 chiacchiere, una pizza, un caffè, che dice? Così parliamo un po'. Comunque lei è veramente una padrona di casa eccezionale. Ma sì.
pronta? Via. Oddio, stavo quasi per dimenticarmi. Alessandra, piacere. Piacere, Alessandra. Me ne andavo senza presentarmi. Alessandra. Alessandra, piacere. Emma, mi faccio dare il numero da te, così ci sentiamo anche noi, Grazie, buona serata. Ok, però devo dire che lei è stata veramente bravissima, perché ha capito che gli spari erano finti. Sa, mi sono rifatta la trama di Sfida a Poirot, dove erano stati sparati 2 colpi, invece era un solo proiettile, si figuri. Certo che Edna è stata veramente brava, nessuno ha capito come... E così, niente uscita, niente cinema, niente. Vabbè dai, prendo le mie cose e ci vediamo domani. Oh ma, Angela, guarda che non è poi così tanto tardi, potremmo uscire a beverci una roba, no? Ok, va bene, ho capito, ci sentiamo domani. Ah sì, domani vedi di smuoverti un po', perché io un'altra serata così a casa non la passo, Ciao!
shoop, be doo be doo, up a doo, up a doo.